Tutto esaurito sulle Dolomiti bellunesi con un Ferragosto da ricordare per arrivi e presenze. Il turismo estivo in montagna continua ad essere super gettonato e i dati, pur non ancora definitivi, indicano che la provincia di Belluno è considerata tappa irrinunciabile per chi vuole trascorrere le proprie vacanze. I numeri sono importanti sia per i turisti provenienti dall'Europa, in particolare dalla Spagna, dalla Germania, ma anche dalla Francia. E anche, ci diceva l'ufficio turistico, che è stato molto accogliente e ci ha fornito questi dati, anche dall'America, quindi davvero una conoscenza e una pubblicità notevole delle nostre montagne. Ad Alleghe De Francesca è salita per raccogliere le prime indicazioni sull'andamento della stagione estiva e per un passaggio di consegne con il consigliere delegato Danilo De Toni che l'ha preceduta a Palazzo Piloni. Si registra negli ultimi anni anche un trend positivo, cioè che i turisti e gli sportivi, soprattutto degli sport invernali e che sono principalmente provenienti dall'est europeo, si cominciano a vedere anche d'estate, quindi c'è così uno scambio stagionale di turisti, il che significa che l'accoglienza e anche la bellezza del nostro territorio è apprezzato e insomma viene divulgato sempre di più. Un segnale incoraggiante per la sfida del turismo in Dolomiti, destagionalizzare per creare un mercato al di fuori dello sci e delle ferie estive. Alle spalle della consigliera provinciale delegata al turismo il lago di Alleghe, frequentato sia sulle sponde che all'interno per le escursioni in barca e in pedalò, un lago su cui il sindaco De Toni chiede attenzione. Purtroppo ogni anno, a seguito del trasporto di materiale sia in sospensione sia a seguito di eventi meteo, arrivano 10-15 mila metri cubi e quindi sommando tutto questo apporto di materiale, se non ci sarà un programma di intervento, è destinato purtroppo a chiudersi.